sposo? Già fosse che mio marito sia curruto, ma dice che non vengo currutoio, è così feo che mi pare la voce in carrozzella! Fazi il schifo! Chi siete condoscini, esisti fuggini! E vai, non ti vuole manco i galli da masata! E beh, e di l'amico! L'amico di Romagna! Fanny! Ma su chi tanti me dirai oggi li minuti culo vermentino? E Anna Russet, tu hai! E su chi te che ti la canna! Mariti e sono rimasta sola. Bim bam bim bam. Hai già avuto 3 mariti e sono rimasta sola. Bim bam. L'ultimo vedo che è morto nera la viola. Tra la lera la rila la. Bim bam bim bam. Bom 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 bom. Bim bam bim bam. Lentamente ma tua mamma non mi vuoi. Tra la lera la rila la la rila la. E la mi so capelli ma tua mamma non mi vuoi. Tra la lera la rila la. Vedi sola non venire accompagnate. Bim bam bim bam. Vedi sola non venire accompagnata. Bim bam bim bam. Una cosa mi batta se la vedi di consola. Tra la lera la rila la la rila la. Ma se una cosa mi batta se la vedi di consola. Tra la lera la rila la. Thank you.
Era tradizione consolidata che in quel periodo la buona borghesia di Sassari si ritrovasse al teatro civico per il ballo del carnevale. Oh, mia cara, come sei bella questa sera, veramente tutta elegante, guarda anch'io. Ma anche lei ha un abito che veramente niente ha da invidiare da quelli delle dame della corte di Torino, Davvero? E poi quest'anno è uscito particolarmente bene il ballo, vero? Sì. Vero? Sì. Vero? Sì, è venuto bene. molto. Ecco. Danze stanno per iniziare. Davvero? Sì, Speriamo che... Guarda quell'ufficiale laggiù, speriamo che mi inviti lui. Guarda com'è, comportamento, com'è elegante. Laggiù, guarda. E dov'è? Vedilo. Dov'è? Sì, ci abbiamo detto che è nostro. È nostro. Capità! A me da su Bersaglieri ogni faccia di cannao mi fa! E no, che a 3 ore ancora non si dirà bucato il barretto! Ahimè pure, fende apposta! Ma hanno è venuto vostro bucato, impara il gabbo! Calmati! Non peggiorare la situazione! Ci sono già molte tensioni tra i due corpi! Vai e digli gentilmente di levarselo! Bersagliere, ma non sai leggere? Mica metto la croce come te per firmare, né? Croce o non croce, il regolamento parla chiaro. A teatro il cappello non lo puoi tenere. Carta canta. Oh, cara la mia guardia mortuaria. Vuoi che mi tolga il cappello, né? Ma lo faccio subito. Ecco qua. Capità! E se lasci il bucato il barretto! E cosa fermo? Adesso ci parlerò io! Grande capità! Ufficiale! La richiama al rispetto del regolamento! Non può tenere il cappello in teatro! Ne va del contegno della festa e dei presenti! Le faccio presente che io sono in diritto e in dovere di mandare agli arresti chiunque trasgredisca il regolamento! Caro capitano, adesso lo tolgo subito, ecco qua. Dai. Basta con queste quisquilie! Si dia inizio alle danze! Si riprende a ballare, che bello. Permette questo ballo? Con vero piacere. Capità! Mille che su sulla torre porta innanzi il barretto! Tranquillo, ci penserò io! Vada capità! Il dovere mi chiama! Adesso gli parlerò io e chiamerò con me anche il sindaco! Ufficiale, ma ci sta prendendo in giro? Le è stato detto di levarsi il cappello e lo farà nel rispetto del regolamento. Che succede qui? Quest'ufficiale non rispetta il regolamento. Gli è stato chiesto di togliersi il cappello, ma si sta prendendo gioco di noi. Tu, perché hai il cappello? Toglitelo immediatamente! Prontamente, al mio maggiore, obbedisco subito! Mica a te! Ma chi tu te piglia di maluguru? Fermi contegno! Chi è che vuole? Nessuno dei bersaglieri è autorizzato a lasciare questa sala! Siamo pronti all'ordine! Caglievi! Tonti! Silenzio! Tacete! E voi, della Guardia Nazionale, sgombrate la sala e ritiratevi immediatamente! E fate riprendere la festa! Subito! Finalmente riprendono le danze. Questa volta sicuramente mi inviterà quell'ufficiale che c'era lì, che era bellissimo. Quale? Quale? Quello che c'era lì. Mamma mia, è nostro! No, è mio! Hai detto prima me! È mio! È mio! È mio! Questo
queste donne. Non posso negare
continue provocazioni dei bersaglieri nei confronti della povera popolazione di Sassari. Ma, te la dicevi, ma, ascolta, a bacchi un corredo è pronto. Ah, quando è che mi cuiueccio, Migliora cara, si vuole Deu, si vuole Deu, a Iabide, chi già veri lo do buru. E lumeo, a chi, da grande molto babudoi, non ha più visto uomo. Sottoposto, siamo qui davanti a questa casa. Dobbiamo compiere una missione segreta, importantissima per conto del re. Oh, e Dio conservi il re! Dobbiamo entrare in familiarità, con le donne che abitano questa casa. Potrebbero essere, che so io, delle spie al soldo dei francesi. Lo sa, signore? Delle spie al soldo dei francesi. Mi scusi, colonnello! Sì. Qui non siamo mica in via Bordello Vecchio! Certo, E non saranno mica delle prostitute! appunto. Appunto, adesso saliamo ed entriamo in familiarità, no? Il re ce lo chiede. E Dio conservi il re! Ehi là! Cortigiani! Che te ne andate questo continentale? Era una cosa gentile, ma ci sta scambiando per donne della corte. Ah, prego, prego. E sono molto onorata della sua visita. Prego, si sieda pure nella nostra sedia più bella. Sì, adesso io non lo sapevo che ci sarebbe stata una visita così importante. Vado subito a farmi bellissima. No. Non abbiamo tutto questo tempo, veniamo subito al motivo della nostra presenza qui. Diteci piuttosto qual è il vostro tariffario, il vostro prezzo. Saltiamo immediatamente i convenevoli. Io mi accompagnerò a voi. E vostra madre al mio attendente. Ma questi si vogliono sposare? Magari. Aiuto. E poi parlano male dei piemontesi, sono persone così fini, così gentili, così raffinati. Quasi quasi me ne svengo, ma... Bene, quindi se non vi dispiace, vado subito ad accomodarmi a letto. Il mio attendente invece consumerà sul tavolo, per terra. Dove preferite? A me sempre i posti più comodi, Scusi, vabbè che voi siete moderni, questi continentali, ma qui senza matrimonio di consumonio non se n'è da fare, Matrimonio? Voi sardi ne approfittate sempre. Uno viene qui per fare una transazione commerciale e cercano subito di affibbiargli una moglie parassita. che? Mi scusi, parli come mangi, cos'è questa transazione col guanciale? Una comunissima transazione commerciale. Insomma, usufruire dei vostri servizi. È vero, di assistenza professionale, come si dice, di accompagnatrice. Non ci avrà pagato per delle bagassone questi? Gesù Giuseppe Maria! Gesù Giuseppe Maria! Ma Gesù Giuseppe Maria! Cacciali via, ma! Cacciali Oh, colonnello! Questa missione è segretissima.
È stata proprio faticosa! Indiso, vai. Eh sì. Caro tendente, ma vedrai che il re ce ne sarà riconoscente, sì. Io conservi il re! Però ora torniamo in caserma. Necessariamente torniamo in caserma. Ma prima di tornare in caserma, io direi di andare a farci un goccetto. Ma sì! Ah, perché non andiamo dalla Meloni, Quella lì, c'ha 2 meloni! È proprio qua dietro. Esatto! Anche il vino è molto buono! Bene. Andiamo, eccoci qua. E cos'è? Mari vi è andata la transazione, no? Per favore, lasci perdere e piuttosto ci serva il vino. Attacchetti, è un meglio vino di Sassari! Ehi voi, forza! Venite qui a bere con noi! Vai, metti la sola, vai! Buffaioci, vai! Fermi lì! Vi devo dire una parola. Voi, sardi puzzolenti, ma come vi permettete di rifiutare l'invito di un bersagliere di Sua Maestà? Puzzolenti a casa! E vai, fregavi la canna, vai! E fregavi chi sì, vai! E perché c'è la sola! Dai, scemo! So che manco una sissina mani date a nibitu tutti. Ai amuzzini io. Nanne dumeo, sundu egai, asikutera te non torna mai. Nanne dumeo, su mondo e gai, assicutera che non torna mai. Seguos in tempo de tirannías, infamidades, encanucias, como sus pueblos cascan sin cane, griten de muerte, queridos pane. Nanne dumeo, su mondo e gai, assicutera che non torna mai. Nanne dumeo, su mondo e gai, assicutera che non torna mai. Questa bandera numero 30 de vino nuda tinta, appena morta questa bandera no più sosserva imbriagheras. Nanne dumeo, su mondo e gai, assicutera che non torna mai. Siamo sentito senza lontana, pretende salvare muranas, a bocca e nos laureados, forza capoeira despiantados. Nanne dumeo, su mondo e gai, assicutera che non torna mai. Adios nanni, tenete a conto, vaghe su sordo, per tanto e tanto
su mundo gai, assicutera che non torna mai, nanne Dumeu, su mundo gai, assicutera.
bersaglieri ci organizzavamo per malmenare i cittadini ignari, il carnevale continuava ad impazzare nelle strade! Ma mi pare che su che ha fatto un bicotto a un demonio! E io sempre tutto che fai un fiore di cagaranzu! E vai, che di me c'hai le rocci! E a te ti centrali! Ma fatti là i rifrigori oggi! Ma guarda, mi sono usciti vedi, grossi, fiati, pari di proprio! E grossi di merda! Ti vedo da donna educata! Mi pare una di chi si dame della corte di Torino proprio, guarda! Torino, chi se ne aiuta dalla corte di Rosello! Di Rusegno che avevo un carradello di gagnurari e a te manco se ti ne esci i rocci di Senti valenti! Adesso ve la facciamo vedere noi! Forza! Facciamo riconoscere il metodo di Radeschi! Sembra di rivivere le festa di Goito! Sì! Si respira l'aria di vittoria come a Pastrenga e a Bussalengo! Oggi abbiamo sottomesso Sassari e domani Vienna e Parigi! Morte! Morte!
della città di Sassari, i bersaglieri malmenavano bambini, donne, contadini, tutti quelli che incontravano per la strada. Mentre le vessazioni dei bersaglieri continuavano, i cittadini esasperati si organizzarono e tesero l'agguato in un vicolo, assalendo un gruppo di cavalleggeri, ferendone alcuni e uccidendone uno. Per reazione furono inviati 500 bersaglieri e fu proclamato lo stato d'assedio. Ma cos'è lo stato d'assedio? Lo stato d'assedio è la sospensione di tutti i diritti acquisiti. Il potere passò in mano ai militari. Per ritorsione vennero arrestati tutti i componenti della Guardia Nazionale. E i carcerati nelle celle erano tenuti a pane nero ed acqua. Per strada non si potevano formare capannelli con più di 3 persone. I vicoli vennero murati. Persino per chiedere il permesso di andare alla festa di San Gavino bisognava chiedere il permesso, ma non è detto che questo venisse concesso. L'università venne occupata, furono sospese le lezioni e rubate preziosissime suppelletti. Questo è lo stato d'assedio. I sardi cominciavano ad avere una coscienza, e questo grazie anche ai moti angioiani del 1796. La coscienza, quale coscienza? La coscienza del proprio valore. Questo sentimento fece concepire un forte sdegno della iniquità degli uomini. Giorgio Asproni, leader dell'opposizione a Cavour, Ferracciu e Sulis intervennero. Questa la sintesi dei loro discorsi. A voler ben giudicare il movimento in Sardegna, sapete qual è? Da dove trae origine questo sommovimento del popolo sardo? Dall'estrema disuguaglianza, dalla pessima distribuzione degli impieghi, dalla prepotente usurpazione dei terreni, retaggio delle abitudini feudali, da una miseria senza limiti. Dall'orribile piaga dell'abolito feudalesimo. I sardi pagano 2 tributi, uno al sovrano e l'altro al feudatario, e quest'ultimo è in debito. Se in Sardegna il numero dei delitti cresce
È perché sei mal governata. Ma che pretende il governo con uno stato d'assedio? Le prigioni e le torture non sono il mezzo migliore per ottenere la forza morale. Perché? Perché nella Sardegna è stato abolito lo statuto senza che una legge ne decretasse questa abolizione? Dice il ministro, essere cosa leggera lo stato d'assedio, ma non è una cosa lieve che le leggi siano in mano ad un commissario. Non è cosa lieve l'abolizione delle elezioni all'università, la sospensione delle elezioni, no, non è cosa lieve, per comando ostile del generale Durando e senza alcun motivo. La prova che i bersaglieri sono stati i primi ad assalire i cittadini lo si desume dal contegno dei loro superiori, che chiamarono le truppe in caserma per allontanarle dal conflitto. Invece di dire che la Sardegna non è matura per la libertà, bisognerebbe dire che manca adesso la maturità del governo, che vi manda impiegati incapaci, ingiusti, parziali. Perché sentiamo soltanto l'autorità militare che accusa e non quella municipale che deve difendere. Alle 9 di quella sera l'ordine più perfetto regnava a Sassari. Che specie di guerra era questa? Ma se vi erano stati dei disordini, si dovevano cercare i colpevoli. Ogni autorità doveva fare il suo dovere. Ma lo stato di guerra, lo stato d'assedio non è per niente giustificato. Sentiamo la testimonianza del sindaco dei Peri. Gli arresti al momento sono moltissimi. Si fanno per lo più a capriccio, senza mandato di cattura, a discrezione del commissario di polizia e dei bersaglieri. Un ufficiale ha fatto arrestare un poveraccio perché aveva fatto la corte prima di lui ad una corista del teatro. È una strage di innocenti. Ai processi si ascoltano solo i testimoni che forniscono materia di difesa per i bersaglieri. In carcere danno solo pane nero ed acqua. In 13 metri quadrati sono rinchiusi ben 19 individui. I prigionieri dai paesi sono portati con le braccia e le mani legate al cavallo. Ecco, signori, come si usa in Sardegna nell'anno di grazia 1852. E si vuole che faccia parte di uno Stato di cui si sventola il vessillo della libertà?
E come Dio volle, anche lo stato di assedio finì e la vita riprese come quella di tutti i giorni. Manco male generali rampati di muri, poscia i strinti qua! hanno manco i pizzini per riuscire a giocare a carriera? Umiliaria, tutta la di in casa, me la ne vedono un capo a bomboglioni e da voi faremo un fiaco, mamme! Ma forza, mi di te la ripisciate di pure, mi! Digandosi faziera ziminata, farendi lungo torrotana, con un profumo di tataleo, avanti i tempi sono ciambati, e non si fazzini più di chi si così. Oh, drommi, drommi di città, di Franzichi la vermi la severa, ma è quanti nomi mi cuciante, mi ha giudicata in italiano e la giudico. Ascoltami, oh quel fiore, io ti amo forte quanto è grande il cuore. Oh, drommi, drommi di città, un poco, uniami, rumino i vicini, e i gigioni dentro la badetta. Voi giovano che signorini, faziami un po' la mozzarella. Oh, drommi, drommi di città, drommi. Ravanella e trullalla, gli archini
spettacolo è finito. Un saluto agli amici del canto sardo, al gruppo di Nulvi, al Teatro Sarda di Sassari e arrivederci al prossimo anno.